O bianco o nero vi ho offerto? Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, 3 per ricaricarsi, 7 per rigenerarsi. Pensa a te. Benvenuto a casa. Ci sono momenti in cui bisogna fermarsi e riflettere, e soprattutto in questi periodi bisognerebbe cercare di cominciare a pensare che insomma il mondo non è proprio di tutti, o perlomeno è di tutti e dovremmo conservarlo meglio. Ci sono sport estremi, estremi uomini che a contatto con la natura sono il termometro di un pianeta che ci pare in sofferenza. E in questa puntata di O Bianco o Nero vorremmo capirne un po' di più. Vorremmo sapere se dobbiamo stare tranquilli o se dobbiamo porre dei rimedi e se siamo ancora in tempo per porre rimedi. Abbiamo visto le catastrofi del Giappone, abbiamo visto una umanità inquieta con le guerre in Libia e insomma c'è qualcosa che sinceramente non va. Ce la possono raccontare, ci possono dire tante cose, però la sensazione, oppure come va di moda adesso per certi politici, è una questione di pancia, noi crediamo che sia anche una questione di testa. E la testa ce l'hanno messa molti degli ospiti che sono venuti in trasmissione da noi. Però questa sera ne abbiamo alcuni che veramente forse hanno il termometro di cosa sta capitando, perché essendo sport estremi, ecco, sono un po' come le Formule 1 che mettono a dura prova il meccanismo, il motore, la meccanica, ecco loro stessi sono delle macchine da Formula 1 che meglio di altri sanno a che punto sta il nostro pianeta. Abbiamo con noi Tarcisio Bello, alpinista, grazie per essere con noi. Buonasera. Stiamo aspettando anche Tom Perry, è leggermente in ritardo. Tom Perry, sappiamo tutti, l'alpinista scalzo, ha preso la macchina evidentemente, se veniva a piedi era meglio, ma lo stiamo attendendo. Davide Frana, tu sei un ciclista d'altura, io ti ho voluto soprannominare, sei del corpo dei carabinieri e anche tu sei uno sportman estremo. Sì, io mi definisco un escursionista estremo, non tengo mai a desasperare questa cosa che poi insomma tutto sommato non è poi così normale, però bisogna sempre rimanere coi piedi per terra o sui pedali, ecco. Diciamo. Ecco, sui pedali andremo ad approfondire. Romano Cornale invece sei qua come, diciamo così, protezione civile, perché si parlerà anche delle ciclopiste, un modo diverso di approcciarsi alla natura, ma ci vanno anche componenti politiche e di gente che ha voglia di metterci del suo. Sempre in sicurezza. Sempre in sicurezza. Allora partiamo subito con Tarcisio. Allora Tarcisio, tu sei l'alpinista credo per eccezione, hai scalato montagne incredibili, hai 2 figli, quindi una moglie che si preoccuperà sicuramente quando vai in quei posti. Ecco, si parlava prima delle sentinelle, gli alpinisti sono le vere sentinelle, coloro che vanno in posti dove insomma il politico non ci va proprio per una questione fisica e di testa. Ci sono dei segnali di preoccupazione in qualche maniera? Ma le grandi montagne, l'Himalaya, hanno visto negli ultimi anni, noi siamo stati nel 2004 con una spedizione alpinistica scientifica sia all'Everest che al K2 e sono stati fatti anche dei rilievi ad altissima quota sulle brown clouds, le nubi marrone che praticamente fra l'India e la Cina poi si convergono nella catena himalayana e scaricano i loro inquinanti praticamente a queste quote. Intanto ci ha raggiunto Tom Perry, sì, grazie Ciao Tom. Ciao. Siamo estremamente in diretta e quindi Esatto. è bello anche questo. Ciao Tom, prima ho detto che se venivi forse a piedi ci impiegavi meno con i tuoi piedi fantastici, vero? Allora stiamo parlando di alpinismo, adesso ci stava... Sì, e allora alcuni degli scalatori sono stati praticamente impegnati nel fare il campionamento a 7500 metri di quota e da questi campioni portati in Italia sotto forma di neve con sistema di frigo, cioè un'operazione scientifica molto seria e hanno poi trovato quello che era ovvio, insomma, cioè
le correnti d'aria in pratica trasportano dappertutto, anche ad altissima quota, gli inquinanti di queste grandi aree industrializzate indiane e cinesi. Allora, Cina, India, paesi emergenti come il Brasile stanno consumando gas fossili a ripetizione, vanno veramente alla stragrande, l'economia loro viaggia, però ci sono dei problemi. In questi giorni abbiamo visto la catastrofe che è successa in Giappone e erroneamente, io credo, lo dico senza tema di smentita, i telegiornali, alcuni cronisti e giornalisti dicono ma tanto le nuvole tossiche radioattive sono talmente pesanti, perché chiaramente sono intrise di metalli pesanti, che insomma arrivano in montagna e in qualche maniera vengono fagocitate, insomma siamo salvi, la civiltà cosiddetta tra virgolette è salva. Io credo che sia una bestialità senza paragoni. Continuo con te perché credo che la montagna Madre sia Natura credo proprio che non sia d'accordo su questa visione. E Chomon Logma è Madre Natura, Madre Natura, sì, e Chomon Logma è la dea madre di tutte le cose, cioè è proprio il perno per la cultura tibetana, induista e dell'area orientale, e quindi che appunto uno sgarbo sia definito piccolo, la natura in ogni caso non lo penserei assolutamente, perché in questo caso parliamo di grandi catastrofi che sicuramente avranno ripercussioni a tutti i livelli, ed è comunque una cosa sì, non solo spiacevole, è un problema poi che queste sostanze inquinanti vengano trasportate in tutte le aree, perché gli organismi viventi poi ne pagano le conseguenze a tutti i livelli, e anche l'uomo naturalmente, perché alla fine c'è anche l'uomo. Andremo sullo specifico con le vostre performance. Romano, tu sei in una località sotto Enego, sulla Val Sugana, in pratica là c'è una pista ciclabile. Il valore dell'alpinista, qua stiamo parlando a livello estremo, si vanno a 7, gli 8.000, hanno poco a che vedere evidentemente con le nostre realtà o le realtà pedemontane. Però mi pare che ci sia un termometro che è quello su una pista ciclabile, tanto per dire, quella della Val Sugana, se va in atto, se funziona, crea un indotto e soprattutto l'abbandono della montagna comincia a diventare non più un problema, vuol dire che nella montagna ci si può vivere. C'è una ricetta, quella, se qualcuno rimane a pedemonte oppure nei monti, crea una sorveglianza maggiore rispetto ad altre scene dove vediamo 2 gocce di pioggia e c'è l'emergenza alluvioni. Oltre alle istituzioni, dei forestali ai comuni, diciamo che anche nella Val Brenta ci sono le palestre di roccia, non indifferenti, frequentate da tantissimi anni, ma questa sorveglianza che viene fatta è proprio dalla gente che abita in montagna, ci si accorge. Io ho fatto anche un corso idrogeologico perché si hanno nozioni di capire qualcosa, ma è super importante, anche perché purtroppo nella Val Brenta è successo anche l'alluvione, ma per fortuna è stato tutto messo a posto, adesso può venire acqua finché vuole ed è tutto in regola. Gli argini sono di contenimento, c'è una certa pulizia mi pare. Anche, certo, no? Le valli che vengono giù dalle montagne, e poi la grande cosa della gente come noi che abitiamo in valle e in montagna, che è fondamentale. Poi con Tarcisio mi piacerebbe parlare del valore della montagna, perché chiaramente in montagna chiunque ci abita, chiunque espleta dei servizi, sono dei servizi, non c'è da guadagnare granché. Un casolino, diciamo sempre, in montagna non è che si possa guadagnare come un casolino di pianura, insomma, c'è un po' di differenza. Certamente no, in aree di montagna le popolazioni che vivono nei villaggi o negli alpeggi d'altura hanno risorse molto limitate, però è gente che si accontenta molto. E io e i miei amici abbiamo avuto la fortuna di visitare questi luoghi ormai che stanno ormai scomparendo dalla faccia della terra, perché sono realtà che all'impatto col mondo moderno chiaramente non possono competere. Però pur rimanendo integri fino ad ora queste aree, ad esempio noi siamo stati al nord del Pakistan, in villaggi dove non c'era nulla, ti invitavano dentro a casa loro e ti offrivano tutto quello che avevano. Ma è vero che lì al terzo te sei di famiglia? Sì, è vero. È vero? Il Pakistan ha questa grande tradizione dell'ospitalità,
antichissima. È un segnale. Sembra, noi pensiamo che i popoli orientali, l'Islam non sia accogliente, invece lì c'è un Islam differente e l'Islam è un universo diciamo, di modi di pensare, non è un solo sistema religioso. Però probabilmente ci sono tradizioni ancora più antiche dell'Islam, dove appunto l'ospitalità è un fatto essenziale. Ciò che non si conosce spaventa, e questo è poi il soldoni. Esatto. Don, tu adesso sei arrivato da una performance mica da ridere, ti abbiamo curiosato qua e là nella tua ultima escursione. Ci sono uomini che si misurano con la natura, come voi insomma, mentre ci sono uomini che sfidano la natura in maniera subdola, stupida e a volte anche pericolosa, come in questo caso. Quando tu vai e cammini scalzo, anzi corri scalzo, cos'è? Una provocazione, una voce fuori dal coro, oppure cercare di attrarre a te l'attenzione che insomma in maniera naturale state andando incontro alla natura per cercare un grido d'aiuto che comunque lo vediamo? Inizialmente la mia è stata una sfida con me stesso, poi quando ho capito che le sfide non contano a niente, sono solamente vanità, e la vanità sappiamo dura un giorno, a quel punto avevo capito già la seconda fase di questa mia, chiamiamola, carriera, che dovevo mettere a frutto queste mie esperienze, queste mie, chiamiamole, imprese, fra virgolette, a servizio di chi avevo trovato in queste situazioni in difficoltà, con meno fortuna di noi. Quindi la seconda, chiamiamola, fase della mia storia appunto è diventata la comunicazione, quindi l'inizio sfida anche provocazione, e quindi poi la comunicazione, che è quella che adesso appunto a me interessa, quindi girare il mondo alla ricerca della verità. La verità naturalmente non la verità assoluta, perché la verità assoluta sappiamo benissimo è una teoria, no? Quindi una verità però che sia basata sull'esperienza, quindi su quello che io ho visto in questi anni e che mi ha portato in tantissimi posti del mondo a capire l'uomo, appunto, dove sta andando l'uomo. Questo è un po' il mio percorso. Hai un termometro di misura facendo le tue grandi passeggiate, le tue grandi corse a piedi nudi, il contatto con le altre realtà dall'altra parte del mondo, il rispetto che hanno loro rispetto al nostro, il modo di vedere la natura? Ma sicuramente in tutto il mondo ci sono diversi modi, diverse filosofie, no, della terra. Diciamo le civiltà arcaiche, quindi le civiltà primordiali, sono legate alla terra, la rispettano. Anche le civiltà Maya che ho visitato ultimamente hanno un grande senso, un profondo senso di rispetto anche religioso verso la terra. Mentre, chiamiamole, le civiltà più evolute, le civiltà tecnologiche, hanno avuto una fase di sfruttamento della terra, quindi cercare di sfruttare la terra per propri interessi, e lì abbiamo visto i disastri. Io considero dove l'uomo ha messo piede ha cominciato a far danni, no? Le zone più impervi, le zone più remote che io ho visitato, anche in Amazzonia, poi ho capito che dove l'uomo non c'era ancora la natura. Perciò il contatto con la terra, questo mio mettere i piedi togliendo le scarpe, vuole far capire che in un senso anche metaforico, quasi per non sporcare la terra, quasi per non toccarla, no? Quindi per restare come veramente dovremmo essere noi esseri umani. Togliere piuttosto che abbondare, c'è un abbondare di tutto, siamo pieni di cose, mi pare che non ce ne servono a niente, doppi cellulari, triple macchine, consumiamo in maniera esagerata, quando poi forse il risparmio, il togliere, come dice anche Mauro Corona, sarebbe qualcosa di importante per poter cominciare a fare un ragionamento. Davide, tu invece andando in quei posti vai con qualcosa, con un mezzo meccanico, però la gente, oppure l'immaginario comune di gente che sta a casa come noi, che non è abituato a, diciamo così, misurarsi con altre realtà, è quella di dire che sono paesi incivili, no? Oppure non c'è civiltà, è un grave errore, credo. L'errore più grande è quello di ritenersi superiori alle popolazioni, agli altri popoli, alle altre persone. Soprattutto, secondo me, è assurdo ritenersi superiori in casa di qualcun altro. Stavo guardando adesso, era il lago Atitlán, mi sembra, io sono stato lì, poi Cicicastenango, questi posti in Guatemala che ho conosciuto
sono stato 2 volte, un po' in bicicletta perché l'ho girati un po' tutti, ho visto delle realtà incredibili. Per esempio c'è un posto sopra dove è stato Tom, credo che conosca la Sierra Cuchumatanes, dove hanno una particolarità: il giorno dei morti festeggiano correndo a cavallo, bevendo tutto il giorno, e l'ultimo che resta in piedi ha vinto. Cioè, è una cosa che uno non crede. Poi vanno sulle tombe a piangere. Io non posso guardare, dare un giudizio a questo, non posso far altro che ammirare e rendermi conto che nella loro cultura è una cosa che va benissimo. Noi facciamo di quelle cose ancora da peggio, voglio dire. Ecco, appunto, per questo non mi permetterei mai civili come, non so, i tori in Spagna che aprono qua i battenti, che no, mi chiedo scusa, ma siccome ho visto queste foto mi sono venuti in mente... Ma è interessante questo, è interessante. Tarcisio, il problema secondo me è un altro. Adesso ritorniamo sugli aspetti negativi che ci stanno coinvolgendo, parliamo di attualità. A me questa nube preoccupa, e mi preoccupa molto il nucleare, e non sto ragionando di pancia, non me ne frega proprio niente, però io credo che una civiltà, tra virgolette, detta come la nostra, che dovrebbe progredire in qualche maniera, mi viene in mente che qualcosa si può fare oltre a questo. Io so che tu hai conosciuto Margherita Hack, quindi lei sì. So che è molto pragmatica in questo momento, dice si può fare il nucleare sapendo che dovrebbe essere sicuro. Io mi sono accorto che le sicurezze dei nostri politici, insomma, siamo a zero, perché credo che comunque qualcosa ci stia sfuggendo di mano. Un'idea forse provocatoria è quella che continua a dire Mauro Corona, perché mi ispiro a lui, nel senso dice togliamoci, perché già il togliere vuol dire, insomma, il 70% del problema è risolto. Credo che anche in altre popolazioni civili funziona così, oppure cosiddette popolazioni che sono civili, diversamente civili dalle nostre. Certo. Ma le culture sono differenti, i modelli nostri non sono esportabili in altre aree e io credo che certi processi, diciamo, industriali, sociali, difficilmente si possa tornare indietro, difficilmente, perché è così, è un po' il serpente si mangia la coda. Abbiamo bisogno di energia e bisogna continuare a produrla se si continua a inquinare sempre di più. Secondo me tanta gente dovrebbe fare delle esperienze, diciamo, di povertà, al di là. Poi io, vivendo in 12 spedizioni, ho fatto quasi 2 anni di attività all'estero, e credo che Tom, anche lui, insomma, ci siamo resi conto che in questi mondi hanno bisogno di molto meno di noi, no? È chiaro che anche loro magari propendono per avere di più, però si accontentano di molto poco. E questo è semplice, cioè avere troppo caldo e scaldare troppo quando c'è freddo, avere freddo quando... Cioè, bisogna anche un po' adattarsi alle situazioni, essere più... Non siamo più abituati a tollerare nulla. Esatto, e allora tutte queste cose qui portano una catena che uno... se gli manca quella cosa lì poi soffre, ma è una sofferenza più mentale che... E poi andiamo anche... Dove invece ci sono persone, genti che non hanno nulla e hanno mediamente una felicità, certo, maggiore della nostra. Ma credo che poi dopo si possa approfondire col discorso, perché uno può andare a 8.000 metri senza essere un grande atleta, ma avendo grandi capacità di concentrazione. Sì, io mi rendo conto, adesso che un po' di mesi che sono a casa... Appassionati, perché mi piace. Cioè, sì. Hai capito? Incazzati pure se vuoi, perché sì, c'è problema. Adesso che sono a casa da un po' di mesi mi rendo conto che sono più sensibile al freddo, ad esempio. Quando vado invece a pernotare in alta quota, ti abitui a tutto, cioè il freddo è normale e quindi un po' di freddo in più o in meno non è che cambia. Invece quando sei a casa ti vesti di più, è proprio un concetto psicologico che, diciamo, il ritrovato rapporto con la natura ti può restituire. È questo che dobbiamo cercare, aprire le finestre degli uffici. E apriamo anche la testa dei pubblicitari. Adesso io così guardo ogni tanto le pubblicità, anche a casa ne sono in pratica invaso, vedo dei dosatori, degli spruzzatori che si pulisce senza strofinare. Ecco, e l'indice è proprio del far sempre meno fatica, perché la fatica la fanno gli altri, ma gli altri sono tensioattivi, acidi, eccetera. E la stessa cosa, Romano, che chiederò a te, è proprio questa.
si tendono a fare grandi strade, accorciare le velocità, la TAV e tutte quelle cose che sono meravigliose, belle, non vogliamo polemizzare con nessuno, però fare una pista ciclabile è quasi come, anzi è soprattutto peggiore che fare una scalata agli 8000 dell'Everest o del K2, cioè fare una pista ciclabile diventa un'impresa quasi, cioè, un'impresa per veri uomini, non lo so, dammi tu l'aggettivo, è difficile. C'è da dire una cosa, la pista ciclabile deve essere anche interpretata... No, ciclabile nel senso di fatica, sì. Si va in giro, si pedala, insomma, in qualche maniera. Ma comunque è la sicurezza di andare in bicicletta o a piedi, cioè, è una cosa importantissima, è alla base... Vogliamo dire che noi abbiamo una pista ciclabile che teoricamente potrebbe unire Monaco di Baviera a Venezia. Io credo che qua, adesso poi voglio sentire anche i pareri dei nostri uomini prima della pubblicità, cioè, è qualcosa di fantastico se uno ci pensa bene. Ma questo succede, c'è tanta gente, tanti appassionati, cicloturisti stranieri, che noi diventiamo stranieri quando andiamo di là, però c'è questa voglia, capisce la gente che ci vuole sicurezza, che c'è il casco, ci sono i guanti, vanno via molto meno in bicicletta da corsa, diciamo, gli appassionati sì, di quello se arrivano in una pista che è interrotta, ahimè, si casca l'asino. Ma lo capiscono, sta aumentando tantissimo questa mentalità proprio di adeguarsi. Anche noi consigliamo, non importa la bicicletta nuova, una bicicletta che sia a posto, che abbia una buona sicurezza. Però abbiamo una pista che è interrotta qua, però tu da cicloturista saresti un buon promoter, voglio dire, da Monaco parto e vado a Venezia in bicicletta. Penso che sia qualcosa di straordinario. Io conosco da non tanto tempo e che sicuramente prenderò in seria considerazione anche per poterla fare non da solo ma in compagnia, per poter ammirare delle cose che tante volte ci abbiamo davanti a casa e non vediamo mai. Ma senza contare, ragazzi, l'indotto che può procurare una ciclopista del genere, bicigrill, tutti quanti ecocompatibili, quindi si creerebbe anche un mercato, no? Diciamo che con minimo impatto ambientale. Io avevo proposto per esempio un'escursione sui confini di Vicenza, cioè dove porti un turismo, l'Alta Via delle Alpi Vicentine, no? Che nel 2008 praticamente abbiamo radunato 50 persone, in 8 giorni le abbiamo percorse. E praticamente con minimo impatto ambientale porti un gruppo a percorrere dei luoghi affascinanti, pieni di natura, senza lasciare praticamente traccia e lasciando le macchine a valle, in pianura. In questo senso ho fatto anche degli studi sulla viabilità storica delle nostre montagne affacciate a Trento, e per dire anche lì, lasciando al piede della montagna la macchina, si possono percorrere dei sentieri veramente meravigliosi. E arrivare dove? Arrivare anche in centro a Asiago, ma certo. La macchina è rimasta giù e hai già fatto un piccolo tassello, un piccolo utile per il bene Il più ecocompatibile di tutti qua è Tom Perry, dopo la pubblicità. Brink, negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Grazie alla copertina di Gianni Dal Santo vediamo un uomo con uno squalo bianco dietro, no? Uomini estremi.
allora tu sei più ecocompatibile di tutto, addirittura tu ti togli le scarpe e viaggi e vai a... Non ti chiedo come fai perché guarda, abbiamo visto alcune immagini che insomma sono raccapriccianti. E la forza dell'uomo, come diceva prima Tarcisio, è proprio quella che l'abitudine, cioè l'uomo è un animale che può abituarsi a qualsiasi cosa. L'uomo è una macchina perfetta, no? Quindi questo non lo sono io a dirlo, cioè, è risaputo. Lo dimostri. Questa macchina perfetta però ha bisogno di un controllo, di un autocontrollo, e quindi la mente governa tutto e mette in asse il corpo. Se noi riusciamo a usare la mente in maniera, diciamo, ponderata, con determinazione, possiamo fare cose impossibili, incredibili. Anch'io personalmente pensavo di non riuscire a fare certe cose, le ho fatte e poi mi sono reso conto che questo è proprio la forza della mente. Quindi noi non è che io ho le suole dei piedi come la gente pensa che ho le suole alte 10 cm, no? Ho i piedi tenerissimi, morbidissimi, come quelli di un bambino. È proprio questo saper sfruttare la mente in condizioni estreme. Per esempio mi ricordo anni fa quando sono sceso da una montagna dell'Icancabur, che è un vulcano che si trova fra il Cile e la Bolivia, e la temperatura era di circa 35 gradi sotto lo zero. Pensiamo che, Tarcisio lo sa benissimo, c'è gente che si congela i piedi in alta quota anche con gli scarponi di alta quota, quindi sono cose... ecco, eppure io posso dire che ho avuto danni per 2 o 3 mesi che non sentivo più le punte, quindi sicuramente non è stata una cosa... Non è stata una passeggiata con un mocassino, insomma. Esatto, però posso dire che sono riuscito a rimanere tranquillo. Ecco, il problema è quando subentra il panico, quindi quando la mente non è più gestibile, e a questo punto che poi subentrano i problemi. Quindi finché la mente è in asse possiamo fare cose... Sai perché ti ho fatto questa domanda? Sì. Perché apparentemente parrebbe che noi senza le centrali nucleari adesso, senza i gas fossili perché abbiamo problemi di petrolio, c'è come dire un allarme che la gente gli possa mancare, non so, la luce, il gas per riscaldarsi, il freddo d'estate. Cioè ci stanno un po' condizionando, secondo me, oppure secondo te, anche visto le tue parole, la mente umana, l'uomo sa gestire in qualche maniera, sa abituarsi. Ma diciamo che l'abitudine al benessere che ci ha fatto perdere quelle che sono le nostre origini. Quando uno sta bene difficilmente torna a stare male, e anzi se per esempio uno si abitua a non lavorare più, difficilmente poi si trova un lavoro, perché certo. la mente lo abitua a non far nulla, no? Quindi il dolce è far niente. Perciò io ho visto per esempio gente anche oggi che non è più abituata al sacrificio, i ragazzi, specialmente la gioventù di oggi, non sanno neanche prendere in mano, non so, la scopa per scopare in casa, oppure andare fuori a sistemare l'orto o fare le piccole cose di casa. I giovani di oggi purtroppo, io non dico tutti perché ci sono anche dei bravi giovani, mancano di questa parola che si chiama sacrificio. E senza il sacrificio, lo sappiamo tutti, specialmente noi che siamo gente che fa cose abbastanza fuori dal comune, non si ottiene nulla, tutto viene dal sacrificio. Non vorrei che la gente, anche da casa, molti, sai, specie coloro che sono tecnologici al massimo, coloro che gliene frega niente di tutto, dicono che la tecnologia deve andare avanti, eccetera, ci confondesse o mi confondesse con una persona che non gli piace la tecnologia. Io sono amante della tecnologia e vorrei che l'uomo continuasse a creare tecnologia, no? Credo anche nel giro di qualche anno forse troveremo anche il modo di insomma, fare a meno delle centrali nucleari, perché si trovano altre soluzioni, perché è un mercato ed è anche un'intelligenza in continuo fermento. Bisognerebbe fermarsi un attimo per riflettere se ci sono possibilità alternative come i pannelli solari, l'eolico, proprio perché insomma non vorrei che per mettere in moto una centrale nucleare mi pare che vanno 15-20 anni, no? Poi sarà in moto. Fra 15-20 anni ci accorgiamo che ne potevamo fare a meno e tanti soldi sono stati buttati, tante energie, quindi sottovalutando alcune alternative che ci possono essere. Mi viene in mente quando tu scali una montagna, non è che vai perché quella è addirittura, insomma rifletterai ogni momento su quale strada prendere per non rischiare la vita. Io sono una persona abituata alle cose concrete, no? E anche la tecnologia, ok, la tecnologia va bene, quello che serve, quando fa perdere tempo è già inutile.
Cioè, la tecnologia deve aiutare a risparmiare tempo, aiutare a ciò che hai in progetto di fare, e noi l'abbiamo usata anche nelle grandi spedizioni all'Everest, così avevamo il telefono satellitare, vari apparati, insomma nel 2004 avevamo addirittura un sistema che caricava le batterie con dei grandi pannelli solari, e non è riuscito, però si doveva fare la diretta televisiva addirittura del campo base K2. Dopo c'è l'uomo però, dopo c'è l'uomo che arrampica, c'è l'uomo che è solo sulla montagna, che nonostante tutta la tecnologia non ha praticamente nulla. C'è la centralità dell'uomo, se non solo e solamente la propria intelligenza e la propria forza tecnica di capire dove è giusto, dove è sbagliato, la direzione, l'arrampicata, la via di discesa, quindi l'uomo conta e speriamo, cioè io mi auguro, perché siamo tutti esseri pensanti, e mi auguro che i politici abbiano anche appunto questa sensibilità nel tenere sempre come perno delle proprie cose l'uomo, perché se no fra 10 anni, fra 20 anni non ci sarà più nulla. Le montagne si scalano perché c'è la volontà di farlo, e le grandi iniziative, i grandi progetti si fanno perché dietro c'è una mente, una logica che porta a ragionare sulle cose. Poi mi piacerebbe farti la domanda, ma la faremo più tra qualche minuto, su cosa spinge fare queste cose, insomma, mettersi in discussione così in maniera anche seria, grave, anche molto rischiosa. Però Romano, a me pare che da cittadino, io te lo chiedo questo, poi dopo potremo allargarla anche ai nostri ospiti, mi pare che ci sia una comunicazione oggi come oggi, in questi giorni. La vediamo prima il nucleare del Giappone, questo grande terremoto, lo tsunami, dopo 5-6 giorni c'è la guerra in Libia, e quindi le prime pagine addirittura non si parla più della catastrofe più potente dell'era dell'uomo, insomma 25.000 anni a questa parte. C'è queste notizie come sono così cangianti, come primeggia prima una e l'altra. Cioè tu com'è che ti senti? Cioè, voglio dire, avrai una sensibilità, o meglio una preoccupazione, o ancora meglio l'esigenza di sentire qualcosa di più approfondito? Bisogna fare la propria parte dove si abita, specialmente in valle, in montagna, e guardarsi attorno, fare meno danni possibili, e dopo se si può dare una mano, come si fa anche io e te, solidarietà si fa, ma bisogna far meno danni noi, dobbiamo limitare, bisogna risparmiare, come diceva, sul caldo, sul freddo, è bello passeggiare anche sotto la pioggia, e non servono tanti orologi con la natura. Io ho la fortuna di stare durante il lavoro e durante la vita a contatto con la natura, c'è il Brenta, sono le montagne davanti, i miei condomini, diciamo, e così. È un bel vedere. E bisogna, come fa la gente in montagna, si fa la legna, si spala la neve, bisogna fare meno danni possibili noi prima, bisogna essere coscienti di volersi bene fra le persone, e questo viene soltanto dalla natura. Perché... Davide, anche te, voglio dire, mi pare che tu ti prenda le ferie per poter fare queste grandi conquiste, perché credo che comunque 5.000 km in quanti giorni? Quest'anno ho fatto 3.300 km in 22 giorni. Manco il Giro d'Italia, voglio dire. A livelli del Giro d'Italia? Beh, io è un po' diverso, nel senso che ho anche una bici che pesa 40 kg tra bagaglio e tutto, per cui la cosa è un po' impegnativa anche, non so, in salita o in terreni sconnessi dove... Sei arrivato da 0 a che quota? Beh, alla fine ho fatto da 0 a 3.600 a 0 praticamente in un giorno e mezzo. Vedo Terzidio però. No, per quello prima ho chiesto... Tom, anche tu mi pare che vai da, non so, 100 gradi sui vulcani a 35 gradi sotto zero, ma allora la gente si chiederà che piedi hai, tu hai detto che sono i piedi normali, io posso confermare che li ho visti, insomma, l'uomo può arrivare veramente dove vuole. Sì, l'uomo, come ho detto prima, ha delle grandi opportunità, l'importante è che naturalmente abbia anche un limite, quindi
tutti noi esseri umani abbiamo dei limiti. C'è la persona comune che non si toglie le scarpe neanche sul tappeto di casa, c'è Tom Perry che viene giù dalle montagne o giù per i canaloni delle Dolomiti di corsa, sono le scelte che facciamo, no? Lui fa gli 8000, lui fa l'impresa in bici, io scendo dal vulcano che vediamo adesso, questo qua in piena eruzione, in piena attività, un vulcano dove il terreno era dai 300 ai 500 gradi e qui mi sono veramente bruciato proprio i piedi letteralmente, perché fra l'altro non si riesce a stabilire un punto dove è caldo e meno caldo. Quindi c'è caldo dappertutto. Quindi io salivo e naturalmente la salita in scarico e sentivo la terra calda, mentre scendendo, mettendo il carico a valle, entravo dentro nella lava praticamente, e quindi lì poi sono subentrati i danni che si vedono anche qui. Quindi, il giro di domande dopo è chi ve lo fa fare. Tarcisio, anche a te, voglio dire, uno parte da qua e sa che in qualche maniera rischia la vita, non c'è niente da fare, non è che poi a un certo punto c'è l'uomo, ma mi dicevi prima un'affermazione che a me è piaciuta molto, la montagna è severa, non è assassina, sono pirla quelli che lo dicono, voglio dire, semmai c'è un alpinista che in alcuni casi lo fa in maniera cosciente e alcune che ci rimettono la vita. Allora non si sa bene noi, popolo normale, dire ma chi ve lo fa fare, ma credo che ci sia quasi qualcosa di trascendentale in tutto questo. Indubbiamente c'è una grande crescita attraverso l'attività dell'alpinismo. Io personalmente credo di aver maturato molto e poi c'è una trasformazione interiore. Io quando ho cominciato a arrampicare mi sentivo come travolto da un torrente in piena, e di notte mi svegliavo che stavo precipitando. Una volta sono caduto anche dal letto, ero precipitato per fortuna. Ma l'affronti per paura, l'hai affrontata per sconfiggere la paura, i nostri demoni? Sì, esatto, la paura è stata la prima molla, poi la paura ho cominciato a controllarla, a regimarla. È un istinto importante la paura, dopo serve come elemento, ma fa meno parte del bagaglio. Poi c'è l'intelligenza e poi il bagaglio tecnico bisogna crescerlo. È certo che chi fa alpinismo rischia. Io ho perso tanti amici, ho perso un'amica in particolare, Cristina Castagna, a cui avete dedicato, mi pare, anche un rifugio. Se vorremmo dedicarle un rifugio in Pakistan per aiutare un paese, un villaggio ad alta quota praticamente, per coniugare appunto la passione per l'alpinismo e quindi esportare le bellezze di quelle montagne lì alla figura di Cristina, che praticamente è stata un'alpinista vicentina italiana di grande talento e di grande capacità. Che è morta proprio in montagna. Morta nel luglio 2009 scendendo dal Broad Peak per una banalità, ecco, perché poi accade così. Quando un alpinista muore c'è sempre un incidente ed è sempre un errore. Qualcosa è andato storto ed è una constatazione brutale, ma è così. L'alpinista che arriva in pensione probabilmente ha avuto fortuna, ma probabilmente ha fatto anche pochi errori, insomma, ecco, nella sua attività. Un Cassin, per esempio, che è arrivato ai 100 anni, ecco, il Bonatti stesso. Quindi probabilmente manca qualcosa alle volte, ma le grandi montagne ti espongono a un rischio concreto. Vogliamo ricordare che sono rimaste là, la maggior parte rimangono là perché non è più possibile recuperare neanche i corpi. Non c'è possibilità di portare giù un corpo da 8.000 metri, 7.500 metri, si rischia, bisogna spendere 50.000 euro ed è una cosa assurda, perché forse dopo credo che si rischia comunque, certo, perché nel trascinare giù si rischia di morire. Io ho visto dei salvataggi a 8.000 metri di quota, sono cose veramente eroiche. Ti faccio una domanda molto cruenta, ma se la fanno tutti i telespettatori, è quella forse le ultime volontà. Se muori là, penso che un alpinista gli faccia più che comodo rimanere là, voglio dire, come proiezione di quello che è stato nella vita. Non è un problema, insomma. Il primo, diciamo, alpinista che ho trovato disteso, l'ho trovato sulla vetta del Dhaulagiri nel 98 e guardava il cielo. Ecco, la miglior soluzione della fine della mia vita la vorrei che fosse così, ma
ma però non cambia la sostanza, voglio dire. Avrei preferito non rimanere lassù se avessi potuto, nel caso specifico, no? Perché probabilmente lì è successo qualcosa, quella persona lì ha sbagliato qualcosa e è andata a finire così. Fa uno strano effetto però, credo. Fa uno strano effetto, cioè io sono arrivato su, sono rimasto, ho avuto, diciamo, cioè tutta la mia tensione ideale si è fermata lì, mi sono seduto, mi sono guardato attorno e poi sono sceso, insomma. Tom, chissà come mai certi politici hanno l'arroganza di sapere tutti e di avere le risposte, no? Io vedo, tutti hanno le risposte in tasca, tutti sono sicuri di tutto quello che dicono e poi ci sono gente come voi che si mette in discussione, che comunque fate qualcosa che poi chiederò ancora meglio, che è utile comunque all'umanità, perché comunque il termometro dell'umanità si misura anche da queste performance. E però se qualcuno parla o dice aiuto, l'ambiente è in pericolo, allora o si finisce per essere verdi, già verdi è già riduttivo, oppure ma sono i soliti ambientalisti. Noi qua non vogliamo dire che se uno pianta un piccone su una miniera per tirare un po' per fare del cemento sia da condannabile. Alcuni sono esagerazioni, ambientalisti che se la prendono se tutto gli via un fiore, questo caga, cioè, so rompipalle, lo capisco anche io. Però voi che avete, mi pare unanimemente detto che c'è una natura in pericolo, siete forse i più seri di coloro che hanno tutta questa seriosità che poi dopo alla fine io non ci spenderei neanche una lira. Io sono convinto da quello che ho visto anche ultimamente qui in Guatemala. Quindi nel Centro America ho visto il paradiso e l'inferno nello stesso, il medesimo momento, no? Dove ci sono zone incontaminate con delle cascate spettacolari di acqua calda, che abbiamo fatto anche il bagno, sembrava di essere nel paradiso terrestre, e non più lontano di 50 o 100 chilometri ci sono i tubi del petrolio che passano, no? E dove naturalmente si è creato, oltre a un impatto ambientale incredibile, ci sono tutta una serie di sfruttamenti della terra, cominciando dalle multinazionali, delle banane e dei lianas, dove la gente praticamente è stata stravolta nei propri villaggi, è stata costretta magari a spostarsi e questi la dettano da padroni, quindi nemmeno le persone possono più rimanere dove sono nate. E poi, per non dire di qualche azienda anche italiana, e non faccio nomi perché non è nel mio stile, che per passare con certi, diciamo, sistemi ha fatto massacrare migliaia di persone. Ecco, queste sono cose che ho visto e ho sentito da gente del posto, quindi mi hanno dato la conferma. Quindi aziende che pur di portare i propri impianti poi alla fine hanno dovuto, non dico loro stesse, ma il governo ha fatto delle forti repressioni sulla gente comune, sugli uomini, sulle donne, sui bambini, quindi cose assurde. Quindi quest'uomo che alla fine, pur di poter essere padrone, ecco, arriva a situazioni impossibili, estreme. Ecco, questo penso sia proprio il lato peggiore dell'essere umano. No? Beh, voi non vi incazzate, voi siete estremi, l'alpinista estremo, Pirla che rompe le balle, eccetera. Questi invece sono seri, va bene farlo in qualche maniera. Insomma, è strana sta cosa. Anche tu avrai vissuto casi analoghi, insomma. Per esempio, è una dimostrazione vivente di come una popolazione ha subito per decenni una vera e propria, come si può dire, un embargo assoluto anche. Un massacro perché i monaci, cioè, è morto praticamente 1.200.000 tibetani, sono morti nel conflitto perché, con insomma, i cinesi. Noi girando su internet poi abbiamo il dovere di cronaca, dobbiamo anche interessarci, tante volte lo diciamo, dicono vabbè, ma siete stupidi. 1.200.000 tibetani, monaci tibetani. Sì, esatto. E però quello che è ancora più grave, forse, che molti non sanno, è che il Tibet sta diventando la discarica di rifiuti tossici cinesi, per esempio. E poi il Tibet sta subendo una vera e propria distruzione culturale
e quindi quando si perde la matrice culturale dell'area poi diventeranno cinesi anche loro, ma al momento i tibetani non hanno alcuna opportunità di influire, di trovare lavoro, di influire su nessun livello sociale, politico, quindi non hanno voce in nessun campo e pertanto il loro paese viene assolutamente sfruttato. Ecco, queste cose qui fanno pensare, dopo tu vai lì e non si può fare nulla chiaramente e si rischia anche esponendo una bandiera o una scritta a favore del Tibet di venire incarcerati e non è che... Sì, beh, ce ne siamo anche resi conto. Davide, allora la domanda comune adesso è: tu sei del Corpo dei Carabinieri, porti chiaramente anche lustro, no? Quando si va in questi posti si va con quel pizzico di orgoglio italiano che non guasta, perché insomma, nonostante tutto, nonostante quello che ci capita, nonostante quelli che sentiamo parlare tutti i giorni alla televisione e alla Camera e al Senato, insomma siamo italiani e quindi il valore italiano è proprio quello del valore della Costituzione, della vera democrazia, insomma ha un valore portare il sigillo, questo tricolore, sei orgoglioso, insomma. Ovviamente chi non è orgoglioso del proprio paese penso che non abbia nessun tipo di interessi. Quello che a me ha fatto piacere è stato ritrovare degli italiani che vivono all'estero, che non sono alcuni che sono mai venuti in Italia, l'orgoglio del loro nazionalismo che mi ha fatto veramente venire i brividi. Questo mi pare in Brasile? Ma in Cile, in Argentina, in Brasile, in Sud America, nel viaggio che ho fatto quest'anno, che era appoggiato dalla Regione Veneto, dall'Organizzazione degli Italiani nel Mondo, che mi ha fatto ripercorrere un po' il cammino degli immigrati. Mi pare che sia stato Zaia, insomma, e viva Zaia, perché bene o male la sua appartenenza politica un po' stride, però voglio dire, sì, si è messo a disposizione. L'ideatore, diciamo, di questo tipo di iniziativa è stato il presidente dell'Associazione Veneti del Mondo, l'avvocato Rozzi Marin di Camisano Vicentino, e poi ha portato avanti questo progetto che è stato appoggiato dalla Regione. E mi ha dato la possibilità di vedere veramente una realtà che non credevo assolutamente potesse esistere. Per cui che esperienze ti porti a casa? Mi pare che ci sono dei paesi che si chiamino come qua. Sì, ci sono paesi, Nova Padova, Nova Bassano, Nova Trento, Nova Brescia, San João do Polesine, cioè cose abbastanza, diciamo, di persone che sono lì da 4 generazioni che parlano dialetto normalmente, ma al di là del Veneto, proprio comunità liguri, comunità piemontesi, cioè con ricostruzioni per esempio della mole antonelliana in Argentina. C'è un posto vicino a Paraná che c'è come monumento all'esterno del paese, che è la mole antonelliana, per cui il Torino, incredibile. Il Torino ci manca solo che sia anche una birreria da Cornale. Siamo a posto. Se mi permette, a proposito del discorso di prima dello stravolgimento, un attimo, io ho visto, a parte in Amazzonia, lo sterminio degli indios per fare la transamazzonica, che poi sono venuti a patti perché questi non cedevano, giustamente. Hanno concesso di passare la strada dalle 6 del mattino alle 6 di sera, dalle 6 di sera alle 6 del mattino. In certe zone in Amazzonia c'è una catena tirata, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Nel sud del Brasile, ai confini con l'Argentina, è stato tutto disboscato, per cui anche il clima è cambiato, sono secco, arido, proprio dal clima della foresta si è trasformato in clima desertico, proprio perché hanno tagliato tutti gli alberi e sono solamente animali, coltivazioni e allevamenti. Tom, tu, a differenza di loro, lui bene o male ha la fortuna di vedere anche dei paesaggi a volte belli, ha il termometro del disboscamento, tutte queste cose sensibili. Tu invece, insomma, hai a che fare con montagne, con sistemi lavici, con ghiacciai, ma mi pare anche scalinate di grandi monumenti all'intelligenza, alla fede dell'umanità, ho visto. Difatti questa mia nuova storia, no, che chiamiamola, che non è più l'alpinista scalzo che mi ero definito all'inizio, poi l'ho convertito in l'uomo a piedi nudi, che naturalmente racchiude molto, abbraccia molto più una fascia più grande di persone, no? Quindi l'alpinismo, se non altro, è una nicchia, quindi non è sicuramente abbordabile per tutte le persone.
a me interessava tutto il resto delle persone, quindi cambiando definizione poi ho cambiato che tipo di attività, quindi come ho detto prima la ricerca della verità, quindi adesso mi occupo specialmente di creare documentari dove non è più la mia performance importante, ma è importante un po' far vedere un po' come vivono le popolazioni. Quello che tu calpesti. Ecco, quindi com'è ridotta la terra diciamo negli anni 2000, no? Quindi è vedere un po' cosa è rimasto veramente integro anche per esempio nelle popolazioni. Io sono partito dai popoli beduini del deserto nel 2002, poi ho visitato i popoli dell'Amazzonia, quindi gli indios dell'Amazzonia, poi sono stato sempre per capire se questi uomini sono ancora a piedi nudi, e ne ho trovati gran pochi, ho trovato molta gente con le scarpe di firma, no. Poi sono stato nei popoli Sherpa e anche lì hanno messo le ciabatte, gli hanno messo le infradito perché anche per sicurezza, eccetera, no? Quindi è tutta un'evoluzione dell'uomo. E poi sono approdato appunto nei popoli dell'Africa, quindi nella zona della Tanzania, del Kenya, del Kilimangiaro, dove c'erano i famosi Watussi, e anche lì ho trovato persone con le scarpe da ginnastica, no? Quindi questa evoluzione dei popoli mi ha portato nelle civiltà Maya, nelle civiltà Azteca, gli Inca, no? Nel 2005, il popolo Inca, e tutta questa fotografia di un uomo che è cambiato, che però ha anche mantenuto e sa mantenere le proprie tradizioni. Io per esempio in Guatemala ho scoperto come stia rifiorendo la civiltà Maya. I giovani vogliono riscoprire la civiltà Maya. E sarebbe interessante poi approfondirlo. Intanto una piccola pausa pubblicitaria per noi e poi le conclusioni. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata con i prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Ben rientrati in piazza, siamo in conclusione. Romano, allora questa pista ciclabile, io ho in mente nel mio ideale una fase estrema di questa pista, Monaco-Venezia completamente scevra dal traffico e tutta in bicicletta. Fino da te, da Romano Cornale, percorrendo il Trentino avanti e indietro, insomma è una pista completamente in sicurezza e soltanto ciclabile. Sarebbe un bel esperimento da esportare, perché se è vero che 5 milioni di europei addocchiano una pista tra le più belle da percorrere in sicurezza, questa sicuramente avrebbe il primato. Sicuramente, basta guardare cosa fa il comune di Enego, il comune Vastagna tenendo pulito, il BIM che aiuta le erosioni e così, sono ancora piccolissimi aiuti, però bisogna arrangiarsi. Quello che è stato fatto fino adesso è stato molto importante e speriamo che sia la comunità montana che tutti quelli che devono collaborare finiscano questa pista, che sicuramente sarà un grande esempio anche per andare all'Oktoberfest. Certo, ma soprattutto per viaggiare in sicurezza, questo non ci guasta. Comunque è un grande esempio che già adesso dà molta soddisfazione. Siamo poi in chiusura, adesso ci darai da mangiare, eh? Dobbiamo venire a te per forza. Non hanno portato niente. No, guarda, siamo scarsi di tutto. Davide, insomma, il tuo prossimo impegno, a Dio piacendo a tua moglie, perché voglio dire, a un certo momento anche sacrificare le ferie per andare a contatto di queste popolazioni saranno sicuramente un bagaglio culturale eccezionale. Però hai intenzione di fare qualcosa, scrivere un libro, no? Beh, adesso mi rifletto un attimo su quello che ho fatto. Quest'anno ho un paio di
di competizioni da fare, 2 ultra cycling, 2 gare di durata, una a Roma e una, penso la Parigi-Brest, poi vediamo, insomma, se prenderò, sicuramente qualche altra idea mi verrà fuori, perché più di tanto non riesco a stare lontano da qualche posto, andare a curiosare. Dire ai ragazzini andate in bicicletta perché la bicicletta fa bene, è un bel sacrificio, da regole, sarebbe buono, insomma, no? Piuttosto stare a casa a PlayStation oppure imbriacarsi, per carità. Quella è una cosa, io vedo, come diceva prima, il mio motto è non lasciarti guidare dall'esempio altrui, ma bensì dalla natura. Cioè, se ci guardiamo un attimino intorno, anche di fianco, fuori, ci accorgiamo che sono delle cose veramente belle da poter prendere come spunto. E noi vogliamo anche rilanciare Scratch da giovedì prossimo, da questo giovedì alle ore 21 riparte Scratch, questa trasmissione sportiva da me condotta, e insomma l'appuntamento è fisso per tutto l'anno. Un'ora di sport, ma l'insegna dell'educazione, Tom, perché se non c'è cultura e non c'è educazione, questi ragazzi, come dicevi prima te, perdono la manualità. Invece sul faro, insomma, sulla tematica di questa sera, abbiamo visto tante catastrofi, vediamo purtroppo, e ci pare che siano sensibilmente aumentate rispetto a 40-50 anni fa, e crediamo che l'uomo abbia la sua bella responsabilità. Tutti parlano di questo famosissimo, oramai famigerato 2012, i Maya, che è andato come sicuro il 21 dicembre 2012 alla fine del mondo. Cosa c'è di vero, insomma, e cosa c'è di, secondo te, che possa così scaturire l'attenzione dei nostri telespettatori? Io ho avuto un colloquio di circa un'ora con uno sciamano Maya, e con una cerimonia. I sciamani sono come dei santoni. I santoni sono dei maghi, chiamiamoli, no? Che hanno praticamente, che fanno dei cerimoniali che durano ore. Io non avevo molto tempo, ho detto, dovevi correre. Comunque un po' quella che è la visione della civiltà Maya rispetto, cioè, in questa profezia, che è una profezia che ha veramente qualcosa di straordinario, anche perché sono dei calcoli che pensiamo in che età sono stati fatti e che poi hanno dato una data precisa. Comunque, per farla breve, per loro sicuramente la fine del mondo è già in atto, quindi io sono convinto che la fine del mondo è già partita. Questi eventi, queste catastrofi sicuramente non sono nate per caso. Io le considero una tolleranza della Terra che si sta molto ma molto restringendo. Cioè, la Terra ha delle tolleranze, tutto il pianeta. Con l'opera dell'uomo in questi ultimi, chiamiamoli 50-60 anni, queste tolleranze si sono ristrette, quindi al minimo problema il pianeta, praticamente la Terra, quindi si difende, no? Perciò sono convinto che non sarà, e anche questo lo dico, spero che non sia vero, però sono convinto che questo sia l'inizio, come dicono loro i Maya, e soprattutto comunque il cambiamento non sarà la famosa fine che pensiamo noi, che si squarcia la Terra e cadiamo tutti dentro, però sarà un cambiamento di coscienza generale dell'umanità. Quindi l'uomo deve rendersi conto che in questi ultimi anni ha sbagliato ed ha esagerato. Adesso deve veramente tornare indietro. Tornare indietro non può più come 100 anni fa, ma deve sicuramente riappropriarsi dei sentimenti e dei valori, che sono quelli che poi lo regolano fra i propri simili. E ci pare giusto, ed è anche una buona idea per lasciare qualcosa di più pulito ai nostri figlioli e alle prossime generazioni. Tarcisio, una risposta non tanto breve, insomma, ti prendi il tempo che è necessario, sul fatto che tanti dicono, questi alpinisti, chi glielo fa fare, oppure cosa serve andare a fare gli 8.000, sacrificare del tempo, rischiare la vita. Avete un dono, io credo, che è quello della curiosità, che manca ai nostri giovani. Questo è un dono che secondo me è un primo comandamento che sta mancando. Non c'è più passione, non c'è più curiosità, non c'è più il sentimento dello stupore. E in questo credo che voi siate dei testimoni, siate dei giganti. Sì, l'alpinista ha, forse è vero, quest'occhio. Io posso dire di aver fatto anche un po' da pioniere su certi ambiti, perché ho pubblicato dei libri di scalate, delle cose. Tu a un certo punto hai deciso, io mi licenzio, non posso più fare. No, io lavoro però a part-time, il meno possibile. Per i tuoi tempi, per i tuoi spazi. Mia moglie lavora, per fortuna.
se non arrivo in cima alle montagne si arrabbia, cioè se non arrivo in cima ai progetti che propongo come famiglia, perché chiaramente coinvolge tutta la famiglia, certo. E chiaramente devo proporlo in una certa maniera, in modo da far capire che è una cosa buona, perché sennò non arrivo in fondo, quindi c'è una strategia, c'è un'intelligenza già in partenza e poi ci si applica. C'è anche questo progetto dedicato a Cristina Castagna con l'associazione Onlus Montagna e Solidarietà, anzi se potete andare a vedere il sito dove ci sono tutti gli elementi per aiutarci. Secondo me è un modo, che dopo ho imparato, di capire meglio i luoghi, la natura, la terra, le altre genti, e aiutare per esempio queste popolazioni di montagna è un modo per restituire le cose che noi portiamo a casa, no? Ed è un modo bello perché facendo lavorare la gente nei loro luoghi nativi si evita l'emigrazione, si evitano tante problematiche, no? E di alpinisti nel mondo ce ne sono tantissimi che possono andare a visitare certe aree remote. Il turismo è un buon motore economico, ecco, e gli alpinisti sono attratti da queste cose. Le montagne hanno forme straordinarie. Io quando sono stato in Pakistan, in Perù, in Tibet, in Nepal, anche in Cecoslovacchia, in varie aree, rimani affascinato. Cioè la montagna la vedi da una parte, poi da un'altra, dietro uno sperone vedi un'altra cosa. Ti insegna a guardare la realtà sotto diversi aspetti e da diverse angolazioni. E accresce forse anche la capacità di concentrazione per non far cazzate. Sicuramente, perché ogni secondo della tua vita è importante. Io vi faccio vi chiedo una promessa, ci ritroveremo qua con un altro ospite, casomai, per riparlare di montagna, per rinverdire il concetto di Mario Rigoni Stern, guai a lasciare le montagne, se non le radici le troveremo a Venezia, e quindi vi riospiterò qua a breve per un'altra serata. Io ringrazio Tarcisio Bellotto, Tom Perri, grazie per essere con noi. Torni a casa scalzo? No, normale. Davide Frana, grazie per essere stato con noi. Grazie a Romano Cornale, noi da qua a poco ci rivediamo ancora. Ricordo che settimana prossima, a richiesta, ma veramente una richiesta esagerata dai media, anzi ci conforta questo, ve ne rendiamo veramente grazie, andrà di nuovo in onda con una diversa copertina la puntata con Mauro Corona. Tantissime ci hanno detto che vogliono rivederla, altri che l'hanno persa assolutamente vogliono rivederla, e noi la riproporremo settimana prossima alle 21:45 nella consueta nostra rubrica O Bianco o Nero. A conclusione voglio darvi l'ultimo appuntamento, che per giovedì alle ore 21 con Scratch riprende la passeggiata di questa oramai trasmissione che ci deve compagnia da 13 anni. Parleremo sì di ciclismo, ma non soltanto di ciclismo, ma cercheremo di interpretare un valore che è quello della curiosità da poter donare ai nostri giovani, e insomma cercando di creare quelle sensibilità che oggi pare siano un poco sopite. Allora a tutti quanti l'arrivederci e a settimana prossima. Grazie. O Bianco o Nero vi è stato offerto. Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, 3 per ricaricarsi, 7 per rigenerarsi. Pensa a te. Benvenuto a casa.